Diritto alla mobilità, questo chiedono i non vedenti che hanno manifestato a Montebelluna partendo da varie città e raggiungendo la stazione in treno. La linea è solito assolutamente disegnata a terra e non a rilievo e quindi noi non sappiamo dov'è. Spesso le sintesi vocali nei treni non funzionano e quindi noi non sappiamo qual è la prossima stazione che sta arrivando, o meglio, riusciamo a capirlo lo stesso, però un conto è sentirlo dire dall'altoparlante del treno, un conto è doverlo capire per tutta una serie di altri sistemi che noi comunque cerchiamo di adottare perché in qualche modo dobbiamo sopravvivere. Io sono pronto a sporgere querela nei confronti di RFI e Trenitalia per discriminazione, sì, perché ritengo che non garantire accessibilità alle stazioni ferroviarie, soprattutto laddove queste rappresentino stazioni di cambio come è ora diventata Montebelluna, costituisca una vera e propria discriminazione ai danni dei cittadini con disabilità. A Montebelluna hanno bendato le parlamentari leghiste presenti per far provare loro quanto sia difficile muoversi senza vedere. Qual è la sensazione che prova? Veramente di disorientamento totale e anche un po' di paura perché fossi da sola, senza te che mi tieni in braccio, io davvero non saprei dove andare. L'Unione Ciechi del Veneto ha voluto questa manifestazione perché coincidesse con l'incontro tra il ministro dei trasporti Maurizio Lupi e il presidente nazionale dell'associazione, che invece si incontravano a Roma. Io ho presentato un'interrogazione al ministro Lupi in cui chiedo se sia a conoscenza della grave situazione che si è verificata qui in particolare a Montebelluna, nella tratta che va da Belluno a Padova, coinvolge il bellunese e il trevigiano, e quali misure e quali interventi subito si possano mettere in campo per evitare che si verifichino di nuovo e trovare delle soluzioni. Cerchiamo di riportare i diritti nei confronti dei cittadini, in questo caso delle persone che hanno una disabilità e che hanno bisogno assoluto che vi sia un adeguamento delle stazioni del Veneto nei confronti appunto di queste problematiche, che non vede la possibilità a queste persone di muoversi in maniera indipendente all'interno della nostra regione.